Ciao ragazzi Magic Boy, spero che vi piaccia il mio brevetto, la firma di Magic Boy. Che fantasia, eppure però è così. Mazzo di carte regolari, sapete cosa sono carte regolari? Carte che possono essere anche mescolate, non ci interessa niente. L'importante è che guardate ogni movimento di questo effetto perché veramente è, a mio parere, molto molto particolare come effetto. Come funziona il tutto? Semplicemente praticamente così. Ora si fa dire a uno spettatore in un punto qualsiasi stop. Vedete se qua stop, andiamo alla carta, andiamo a vedere la carta del stop. Gecca di cuori. Quindi la carta deve essere libera, ok? Gecca di cuori in questo caso. Gecca di cuori va lasciato così, chiaramente giù. Anzi mettiamo il pennarello così non viene manipolato. Tutto pulito. Una carta scelta libera spettatore. Chiaro che prende questa veramente libera. Ecco in questo punto lo spettatore la guarda, sta guardando. Ora chiaramente io non ho lo spettatore, quindi sto facendo simulando che lo sta guardando. Ok? Ora ve lo faccio vedere chiaramente, 10 di picche. Sta tutto lo spettatore. Ok? 10 di picche. E adesso cosa faremo? Dobbiamo far fare una firma al centro della carta. Semplicemente. Adesso è un po' fresco in effetti, però spero che si veda. Sì. Esaminabile, tutto esaminabile, non ci sono copie di carte, niente.